Ci siamo! Partenza. Ah! Eccoci! Va che bello! Ben tenuto e ben segnato, sì sì. Chissà. Oh che bello che c'è anche il sole. Cos'è successo, Niki? Problema risolto e si riparte. Di lì. Non male. Questo pezzettino niente male. Il sentiero delle sculture del bosco incantato. Well. Eccoci tutti vivi. Altro pezzettino. Lì c'è la rocca di Orino. Oh, una bella lavata. Bombe. Tutte le condizioni atmosferiche. Esatto. Come andiamo, guys? No, arriviamo a Castelloca. Abbiamo fame qua. Ecco un po' di portage. Giro in tutte le condizioni. Cioè prima fango, sterrato fango, un mare di foglie. Sì. Allora abbiamo fatto una deviazione all'altezza di Castello Cabiaglio che non era prevista nel circuito e adesso ci sediamo su questa fantastica panchina e mangiamo qualcosina degli arachidi. Un'estetica deviazione. Bah, questa parte qua ci hanno un po' inculato, Fai col turbo, Niki! Tu che puoi! Oddio! No, no, no! Tutta l'hai fatta te! Neanche il turbo. I che portacci bruciano proprio. Fine del portage. Poi oggi è tutto bagnato, cosa che fa piacere per la mente vista la siccità, ma meno piacere per la pedalata. Hop! Alla grande! Dai, mancano solo 9 km, meno. Allora, Campo dei Fiori, l'osservatorio, Forte d'Orino, la Niki Mattia, la Bea, Stica, Ale. Mancano 4 km. Ce la facciamo. Le mucche. L'abbiamo scampata.
Vicina. 3 ore e 08. Cosa ne pensi di queste 3 ore e 08? Sono state impegnative. Poi voi non siete mica a posto. Come non siamo a posto? Noi non siamo a posto. Tutti vivi invece. Per miracolo.